Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live splash del vostro momento veneziano delle ore 10 di mattina. Come vi ho già detto ieri e anche ieri sera, d'ora in avanti avremo due live splash alla mattina al lunedì e al giovedì e invece rimangono alla sera il De Garda alle 21:30 e venerdì il De Garda alle 21:30. Salta sabato, quindi sabato non ci sarà più niente e di conseguenza avremo però due live flash per non le casalinghe disperate, non lo dico, ma alla mattina in fascia protetta, così che chi vuole fare delle domande in modo semplice e, come si vuol dire, a tempo, no? Praticamente può farle tranquillamente in mattinata e il vostro Marietto è nei migliori canali YouTube e chiaramente il De Garda Marietto Veneziano canale YouTube e invece nei gruppi social di Facebook. Vi ripeto però, importante da capire che chi è su Face e ci vede, se scrive le domande noi dalla nostra piattaforma non riusciamo a vederle. Non riusciamo a vedere per il semplice fatto che riusciamo a vedere, buongiorno Maria Gesualdo, riusciamo solamente a vedere quelli che sono iscritti, che scrivono le domande sul canale YouTube di questa piattaforma. Se voi non vi iscrivete da Facebook in questa piattaforma in modo gratuito, noi non riusciamo a vedere le domande. Quindi se fate su Face queste domande, io non le riesco a vedere e di conseguenza sembra che non voglia rispondervi. Comunque no, la cosa è chiara, qui siamo in una zona dove si fanno le domande con le sibille pendolino, ma solamente tramite il tubo. Se voi le fate tramite Face, io purtroppo non riesco a vedere. Vi dico ancora, per chi non lo sa ancora, è nuovo o magari è interessato, che abbiamo iniziato un nuovo percorso con questo book speciale edizione radionica magica, costa 50 euro e lo si può tranquillamente comprare nel sito capitano.altervista.org e lo si può già preordinare. Più o meno sarà in pista fra 15-20 giorni, è un ebook molto speciale e diciamo che è una prima a livello mondiale. Il sito capitano.altervista.org è questo qua. Quindi per chi vuole questo ebook eventualmente ci sono 12 circuiti di radionica inediti, ovvero li abbiamo dati ma senza delle specifiche per farlo funzionare, solo chi lo acquisterà capirà come poterlo sfruttare al massimo. È il sito Capitano nella zona shop, è questo qua. Bene, ripeto, 21:30, prossimo appuntamento con il De Garda per le sibille. E ora vediamo un po' se ci sono delle domande di coraggiosi che vogliono, come si dice, chiedere alle sibille come si vuol dire, le domandine. Vediamo un po', adesso togliamo il bannerino pubblicitario e via. E iniziamo con le domande, iniziamo prima di tutto a salutare anche i nostri amici che ci seguono. Quindi Maria, Scudo, ciao Rosanna e Vale. Vediamo un po' la prima domanda. Prima di tutto Scudo, buondì, un caffè macchiato. Ecco, Scudo subito ci fa spiegare che ci vuole il caffè macchiato. Scudo, ti ho preso di parola. Scudo, detto Bruno, ti ho preso di parola. Vedete il vostro manetto, prontissimo. Ma andiamo avanti. La prima domanda è di Rosanna. Ciao Marito, nel senso ciao Marietto, ora a scrivere. Ciao Marietto, vorrei sapere in amore se ci sarà per me a marzo, e poi se ci sarà per me qualcosa chiaramente, poi la data di nascita 4 marzo 67, Rosanna. Allora, prima di tutto facciamo una domanda al pendolino. Pendolino, chiediamo per Rosanna se ci sarà delle novità o se ci sarà un amore vero, no? Perché molti sono sposati, ma di amore vero c'è solamente love story di uccelli di rovo della TV, ma nel senso che magari vivono delle situazioni complicate in casa e ogni santo giorno il marietto sente tante cose molto tristi e capisco certe situazioni. Oppure non c'è neanche quel problema lì, proprio deserto, no? Però molte persone hanno l'anima gemella e chiaramente l'anima gemella poi si farà viva. E adesso vediamo per Rosanna, perché è una bellissima domanda questa qui, e quindi dopo userò anche le sibille completa, la farò completa. Bene, allora, 4 marzo 67, Rosanna. Se ci sarà un amore. Facciamo una domandina.
Sì. Sì, 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 sì. Sì. Rosanna è un ok, quindi non disperare, che adesso facciamo le sibille e vediamo un po' il movimento. Per Rosanna, perché mi piacciono quando fanno queste domande chiare, oneste, pulite, sincere, insomma tutti aggettivi propositivi, perché effettivamente vediamo per Rosanna se ci sarà l'amore. Rosanna, ditemi sibille per Rosanna. Rosanna, in questo momento, se poi vedi, le sibille parlano chiaro, al taglio, malinconia e fedeltà. Tu effettivamente stai cercando con tutto il cuore qualcuno, qualcosa che ti dia veramente stabilità. Vediamo un po'. Iniziamo. Artista, allegria, amica, casa e militare. Poi vediamo il resto. Allora, guardiamo un po' la nostra Rosanna, che ha fatto una bella domanda, se ci sarà un amore. Allora, molto probabilmente Rosanna, tu conosci già qualcuno, di molto valido, o hai conosciuto qualcuno, vedi, non so se si vede bene in quadratura, vedi, c'è l'artista, quindi hai conosciuto molto probabilmente qualcuno di valido, che ti ha fatto anche fare dei bellissimi giorni, insomma, si vede che è passato un periodo interessante. Ero molto probabilmente supportato da un'amica, diciamo così, e vedo casa e militare, però c'erano dei segreti, c'era qualcosa che in fondo più o meno lasciava lì così, c'era qualcosa di con questa persona che era valida, perché l'artista sta sempre indicare una persona con delle qualità sopra la media, e ti ha portato sicuramente qualche bel, come si suol dire, pensiero, qualche bel momento di felicità, molto probabilmente. Però vediamo, questo è il passato, però vediamo il futuro qua, il futuro prossimo, cioè il presente, scusa. Qui tu sei speranzosa per questa evoluzione, questo personaggio che hai incontrato. Vedi che sta per nascere qualcosa e deve essere col dottore un po' aggiustato, e però vedo un finale, qualcosa che si conclude, in senso positivo, si chiude. Qui c'è proprio una promessa, l'Imeneo sta a indicare che alla fine questo amore che, tra virgolette, conosci, perché molto probabilmente se non lo conosci è già in pista, ma se lo conosci è lui. C'è praticamente qua, vedi Rosanna, che sta per chiudersi, nel senso che si vuole concretizzare. Questa persona farà nascere questa nuova, tra virgolette, non si può chiamare guarigione perché la tua speranza è molto forte, ma non è una guarigione, ma una conclusione in senso positivo in questo periodo. Quindi se conosci qualcuno o hai una relazione con qualcuno, questa persona ha le qualità o sta per arrivare, nel senso che potrebbe essere molto vicino, ma se hai già, perché chiaramente io non conosco la signora Rosanna, ma se hai questa persona e ha dei segreti, però alla fine lui concluderà veramente in questo periodo. Il futuro com'è? Riceverai dei messaggi, c'è fanciulla domestico, quindi sarai molto disponibile. Attenzione però alla gelosia, alla freddezza, e qui vedi c'è qualche intoppo in futuro prossimo. Cioè, l'idea sarebbe quella di partire lui, soprattutto, ma anche te, ti vedo speranzoso di concludere questa cosa qui. Riceverai un messaggio di buona volontà, però dopo c'è un intoppo fra 3-4 mesi che molto probabilmente vedi denaro, vedovo, gelosia, entreranno delle variabili in questa unione che molto probabilmente ti destabilizzeranno un po'. Sto parlando dei 3-6 mesi, perché entra un po' la gelosia, un po' la freddezza, molto probabilmente magari qualcosa di materiale. Però questo è quanto per i 3-6 mesi. La conclusione però, Rosanna, è importante perché ci sono carte estremamente positive. C'è sacerdote, stanza, l'ammalato, che vuol dire guarigione,
e allegrezza di cuore, nel senso che potrebbe essere una cosa positiva. Adesso il pendolino ha detto di sì. Queste 3 carte finali, cioè prefinali, lasciano presagire che ci sarà un periodo impegnativo. E poi vedi stanza, sacerdote, avrà un periodo impegnativo, però questa allegrezza di cuore vicino al malato, no, può essere intesa in 2 variabili. Nella prima variabile che entra in campo una terza donna, cioè scusa, una seconda donna, ma visto che abbiamo l'Imeneo qui che fa capire che si vuol concludere qualcosa di importante e il pendolino ha detto di sì, allora queste 4 carte devono essere lette in senso estremamente positivo. Quindi ci sarà un momento di, come si dice, appartimento, però alla fine avrai l'allegrezza di cuore perché parti con un sacerdote che è una persona dotta, sicura, una persona che fa le cose correttamente e chiude questo quartetto di carte con allegria di cuore. E stanza è una carta positiva, estremamente positiva, quindi io vedo il meneo, vedo denaro e vedo queste 4 carte finali che sono totalmente dalla tua parte. Quindi Rosanna, dal mio punto di vista, ci sarà qualcosa, o molto probabilmente già vicino a te questa persona. Adesso io non vorrei, visto che chiaramente è una live splash del vostro marietto, sapete che, però direi che sì, è una persona valida, e non è, capisci, un grandeur, è proprio qualcosa di concreto che sicuramente, però stai un po' attenta alla gelosia, non essere gelosa perché entrerà un attimino questa cosa qui, però alla fine avrai qualcosa di veramente, cioè ci sarà veramente una persona valida nella tua vita. Bene, andiamo alla prossima domandina. Vale, buongiorno, vorrei sapere se riceverò la chiamata che aspetto da tempo. Valentina 14486. Allora faccio un sì o un no, perché è una domanda chiusa. Bravo Valentina, domanda chiusa. Vediamo se lei sta aspettando una domanda o una risposta, se riceverà. Vale, in questa risposta qui. Per il momento Vale, sembra più un no deboluccio, però voglio fare un taglio per vedere se è un no deciso o un no traballante per la nostra. Vale, Vediamo un po', sembrerebbe un no Valentina, quindi vediamo un po'. La Vale si riceverà questa risposta che sta attendendo. Il Mineo è un maggio prezioso. Il taglio è propositivo al massimo, vedi? Il Mineo è omaggio prezioso. Allora, come si può interpretare questa cosa qua? Il pendolino vede molto più in là, no? Le sibille dicono di sì, chiaro che riceverai questo messaggio, perché se col taglio ti viene il contratto, se è un contratto o una persona è un contratto, il minimo è il massimo, con omaggio prezioso, poi è inutile starli a spiegare, è tutto positivo. Il problema è se questa cosa poi alla distanza sarà vantaggiosa per te, e il pendolino ho già detto che sarà, questa risposta riceverà sicuramente positiva, ma il pendolino ha già fatto capire che è una mela avvelenata. Quindi state a decidere, quindi sì, le carte parlano chiaro, le carte e il sibille dicono sì, ok? Se è un contratto, qualcosa di positivo, riceverai la risposta sì. Il pendolino, visto che vede già la fine del film, ha detto che è meglio di stare lontano. Bene, andiamo avanti. Paola, ciao Paola, 2211, riuscirà a iniziare a finire il tirocinio? Finire, c'è scritto finire. Il vostro manietto vi ricorda, se mettete nome e cognome su YouTube, dopo, visto che io non dico il cognome, cancellate la domanda così che la gente, magari per privacy, no, non vede chi è la persona che fa la domanda. Ve lo dico io così che vi sentiate a posto, eventualmente, se non volete far vedere ad altre persone che magari vi conoscono che fate domande online. Vediamo se riuscirà a finire il tirocinio la Paola. 22 11 66.
Sembrerebbe che hai delle difficoltà. Bene, vediamo, ci devono essere delle piccole difficoltà, però vediamo con le sibille. Con le sibille, vediamo un po', è uscita a carta e sospiri, quindi stai proprio sospirando. Solo il taglio, perché sono domande semplici, dirette. Anche le sibille, vedi, parlano in un modo tosto, sia Pendolino in questo caso che le sibille dicono, vedi, sono carte toste, sono carte impegnative. Vedo vuol dire che c'è freddezza, dottore, che insomma io la vedo nera, cioè non io, le sibille. Quindi Paola penso proprio che è un capitolo in cui sarà dura che riuscirà a finirci. Bene, andiamo avanti. Nella, buongiorno, volevo sapere gentilmente se Raffaele si farà sentire. Lui 26,970, io 15,274. Grazie. Bene. Questo qui solamente un sì e no, perché chiaramente così se io rispondo velocemente posso rispondere a più persone. Beh sì, si farà sentire sì. Sì, si farà sentire, sì, si farà sentire. E adesso proviamo il taglio a vedere cosa esce. Vediamo un po' a taglio, a vedere cosa esce. Un bel taglietto, si farà sentire sì. Vediamo se si farà sentire. Guarda un po'. Qui sembra proprio che si farà sentire, sì, si farà sentire. Hai avuto delle carte bellissime, quindi, e anche il Pendolino ha detto sì, quindi tranquilla che Raf si farà sentire. Andiamo avanti, quindi è positiva la risposta, sì. Andiamo avanti. Eleonora, vorrei sapere i sentimenti di Giacomo nei miei confronti e come andrà tra noi. Io 13,884, lui 20,0670. Bene, vediamo. Allora, questa è una bella domanda, quindi vi faccio completo. Allora, sì vuol dire che andrà bene, no vuol dire che andrà manuccio. Vedi il Pendolino come sta? Mannaggia, c'è tanto turbamento. Adesso facciamo una bella sibille per vedere come andrà tra Giacomo e Eleonora. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Questa è una spesa importante tra Eleonora e lui. La spesa, allora, al taglio abbiamo un po' di gelosia. Questo qui è un taglio un po' pesante, ma vediamo un po' la storia. Morte, mercante, militare, artista e pensiero. Questo è il passato. Presente, stanza, dal servizio. Allora, ma chi è questa qui? Ma chi è questa qui che mi fa questa domanda? È Eleonora, Eleonora. Sì, Eleonora. Adesso te la leggo bene, stai attento perché... Allora, la partenza, Eleonora, lascia alquanto di stucco, perché è partita proprio dura, dura, tosta, di quelle, vedi, c'è morte, c'è mercante, militare, però qui c'è l'artista e pensiero. Quindi la partenza, il vostro passato deve essere stato veramente impegnativo, pieno di alti e bassi, di segreti, di cose non dette, di trattative top secret, però lui c'è perché è una persona di qualità, è un artista. Quindi il nostro Giacomo ti devo dire che ha qualità.
è una persona però che ha dei segreti, insomma c'è stato un piccolo maremoto. Il presente però, il presente è cambiato tutto. Il presente sembra positivo perché vedi stanza, donna in servizio, fanciulla e maggio prezioso. Queste 4 carte fanno capire che con Giacomo il presente adesso, non è come il passato, è cambiato tutto, si è stabilito un momento di stabilità, perché ci sono 4 carte che chiaramente fanno capire che se nel passato c'erano segreti e tu eri molto pensierosa di questo personaggio, di questo signore, adesso invece c'è molta, come si suol dire, sembra che ci sia stabilità, perché vedi, stanza è un omaggio prezioso, poi tu chiaramente sei diventata anche in un certo senso più malleabile, insomma c'è qualcosa di stabile. Il futuro però com'è? Il futuro prossimo, nei prossimi mesi, vediamo che c'è allegria, sospiri, ancora lì tu stai sospirando, nel senso che sarai un po' in apprensione, sarai un po' in apprensione e guarda che non hai torto, perché sai, sono delle carte che fanno capire che questo Giacomo qui, vedi, allegria, potrebbe avere anche degli amici che lo depistano un po'. Quindi bisogna sempre stare attenti, proprio perché la partenza, ho visto che è stata dolorosa, è stato, vedi qui nel passato, segreti, gelo, tu che eri in pensiero, ma ancora nel futuro vediamo che sei ancora lì che stai bramando, forse perché lui molto probabilmente qui in questa carta qui si vede che ha degli amici che lo depistano, no? Oppure tu hai una forma, non dico di gelosia, ma vedi che c'è qualchedun altro all'orizzonte. Nei prossimi 6 mesi qui vediamo ancora delle carte più toste, no? Vedi, qui sei tu la matrice, che è sempre una carta molto positiva, cerchi di rattoppare il rattoppabile, vedi qua, però c'è qualcuno che sta remando contro. Attenzione, perché questa carta qui è indicativa, c'è il nemico, quindi ci sarà qualcuno che cercherà di mettere, e sarà un uomo, no? Potrebbe essere il padre, potrebbe essere l'amico, e quindi sembrerebbe persa la partita, no? Però a questo punto cambia tutto. Il tuo Giacomo fa una retromarcia furiosa e guarda cosa succede. Viaggio, donna maritata, Imeneo e amore. Vedi? A questo punto qui, carte spaziali da extraterrestri, robe così e da love story. Cioè praticamente tutto quello che è successo, che sembrava praticamente qualcosa di veramente tosto, no? Con queste 4 carte, il finale, capisci? Sono carte stupende. Viaggio, quindi lui cambierà e cerca, vedi, Imeneo e amore sono delle carte stupende in amore, no? Sono praticamente un suggello di veramente una persona che... Ma dopo tutto noi avevamo visto che sto Giacomo con l'artista era una persona che aveva qualità. E deve essere molto probabilmente un tipo che esce alla distanza. Una di quelle persone che alla distanza fa uscire il turbo, no? Ci sono. E quindi sei partita in salita, ma il Giacomo, questo signore che non so chi è, ha delle qualità veramente importanti e alla distanza sembra quasi tutto contro, che remi contro di te, i tuoi sospiri, e poi pom! È una persona d'oro quel tipo lì, secondo me, alla distanza, fra oltre 6 mesi. Quindi direi che il pendolino in questo momento qui è un pochettino lì che ha visto molto probabilmente qualcosa che stava bollendo in pentola, ma alla fine quelle 4 carte lì sono come una sicurezza, un'assicurazione sulla vita che è una brava persona. Bene, andiamo avanti. Quindi andrà bene. Soffrirai un po', ma alla fine vedrai che è una persona che vale molto, almeno secondo le Sibille. Vediamo un po' la prossima domanda. Aspettate un po' che ho perso il conto, perché mi sono animato con questo personaggio qui che effettivamente ha stravolto sul finale. Scudo. Allora, vediamo un po'. Scudo Aurala mi chiede se il logo del ditta è buono. Vediamo un po' col pendolino se è buono.
Scudo, il pendolino, è partito subito sul no, ma voglio fare un taglio per scudo. Voglio vedere un taglio, solo un taglio per vedere come questo nome della ditta, se è buono. Scudo, lascia stare, vedo il messaggio. Lascia stare quel nome lì, con questa ditta qui, cioè non porterà fortuna questo nome. Andiamo avanti. Allora, Tamara, buongiorno, di 14174 Demis. Aspetta un po'. Dopo Tamara cancella perché c'è nome e cognome, quindi non voglio che altri quando vedranno questo video non possono. Ci sono? Allora, chiede se ci sarà un cambiamento in meglio, Demis, bella domanda, e Tamara. Bene, vediamo prima il pendolino. Questa è l'ultima domanda, per il semplice fatto che siamo già alle 10:30. Quindi vediamo un po', esistono un miglioramento, una domanda importante. E lì c'è tanta roba che bolle, tanta roba, Ma pendolino né sì né no, però facciamo una bella stesa completa perché mi è piaciuta la signora che ha scritto la nostra. Guardiamo meglio ancora le date per essere sicura. Tamara e il Demis del 13/6/75, lei del 74. Buona annata. Bene, vediamo il taglio. Vedi, c'è amore e tu stai sospirando, sei impresa un po'. Vediamo un po' cosa dicono. Anche qui però, il passato, mamma mia, qui c'è stato un po' di vediamo un po'. Vediamo un po' il finale. Allora, Tamara, il marietto, vediamo un po' di decifrare. Allora, il passato, qui vedi c'è morte, militare e allegria di cuore. Qui ci sei tu, che è sempre una carta positiva, però sei messa in mezzo dei segreti, delle forze, e a gelo. Poi sul finale adesso c'è questa allegria di cuore, questa consonante sorpresa che potrebbe far presagire qualcosa di buono, però questo è il passato. Però cosa succede? Succede che il presente, vedi c'è il nemico, quindi qualcuno che ha lavorato alle spalle, il dottore, una donna in servizio, e ti vedo piangere anche molto. Quindi potrebbe esserci o qualcuna dietro, ma non lo dico, no? Oppure tu hai cercato di fare tutto il possibile per ricucire o in un certo senso, però vedi c'è qualcuno che sta frenando, vedi, nemico dottore, poi ci sono in questa linea presente 3 carte che stanno a indicare che c'è un freno in questa unione, no? E tu piangi, ma vediamo il futuro. Il futuro, vedi, io lo vedo prossimo, lo vedo ancora con qualche tentativo di ricucimento, no? Qualche sartoria in grande stile, perché questo ragazzo qui ha delle qualità, vedi? È un ragazzo veramente tosto, no? Nel senso che ha delle qualità, e vedi, però c'è ammalato, e visto che stiamo già partendo dalla situazione presente che è un po' traballante, insomma, ti vedo molto sofferente, in futuro, sì, lui ha le qualità, però vedi che c'è ammalato, in questo caso qui non è che vuole tanto guarire. E questo nel raggio di 3 mesi. Nel prossimo, cosa succederà? Succederà una rinascita, no? Di questo focolare, e un altro tentativo molto probabilmente di
cercare di ricucire. Vedi che c'è fortuna, però la fortuna, vedi che c'è il gatto qua, scusa che non si vede bene, vedi? Quindi cosa vuol dire? Che ci sarà ancora un tentativo molto probabilmente di rimettere insieme i cocci, no? I cocci che, insomma, tu soffri, no? Soffri forte, però è qui il finale che purtroppo io non posso dirti con queste carte sono carte pesanti, non posso dirti, Tamara, che sarà una cosa positiva secondo le Sibille nel raggio di 6 mesi, perché guarda cosa succede. Vedi? C'è allegrezza di cuore, però calma. Conversazione, parlerai molto, però vedovo gelosia. Qua, questa allegrezza di cuore, vedi che sono 3 persone, vuol dire che sta entrando in scena qualcuna e porterà, vedi, freddezza e gelosia, vedi? Voi parlerete, però ci sarà una new entry che entrerà in scena nei prossimi mesi, o magari lo è già, perché ti ricordi qua che avevo visto qualcuna, molto probabilmente sta arrivando all'orizzonte una new entry fra 6 mesi, 3-6 mesi, vedi? Conversazione, vedovo, gelosia. Sono delle carte che fanno capire che purtroppo il tipo è valido, nel senso che ha delle qualità sicuramente importanti, è una persona di grande valore, pregio, nel senso che sa vivere, nel senso è potente, diciamo, cade sempre in piedi. Però se mi fai questa domanda, se in un certo senso ci sarà questo cambiamento, purtroppo queste 4 carte qui sono delle carte che mettono l'ultimo chiodo sulla bara, nel senso che sarà una cosa purtroppo estremamente tosta per te e vedo lacrime e purtroppo devi prepararti, perché vedo che lotterai fino alla fine e ne hai diritto, perché il personaggio è valido, però è difficile che possa succedere qua. Anche Pendolino l'ha visto. Bene, cari amici, questa è l'ultima. Mi raccomando però, se non avete avuto risposte, venerdì sera alle 21:30 avrete il The Guard live. Sotto qui c'è invece il mio numero di telefono solo su WhatsApp, sono 20 euro, 45 minuti se volete approfondire. Vi ricordo ancora l'ebook per chi vuole, ad esempio, usare i circuiti radionici di una certa qualità, nuovi, a livello mondiale ci sono veramente dentro le chicche, e lo trovate a 50 euro nel sito del capitano.altervista.org. Questo qui è l'ebook che sarà in strada fra 15-20 giorni, c'è già persone che l'hanno già pagato e preordinato, e noi poi vi ricordo ancora, per chi ha già pagato, i ciondolotti sono in viaggio, purtroppo sono fermi in dogana in Russia, ma arriveranno, non ci siamo dimenticati di chi ha già anticipato, e chiaramente quando arriveranno ci sarà un mese di lavoro anche lì. Bene, cari amici, io vi invito invece per vedere Marietta non più sabato, alle 16 è finita la storia del sabato, e vi rivedo lunedì mattina alle ore 10. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.